il comunale di Aci Sant'Antonio, punizione dalla destra per il Milazzo, chiama lo schema Gatto, pallone in aria, occhio qui la palla spizzicata, la girata e il vantaggio immediato del Milazzo. Ha segnato la Spada al primo minuto, la Spada in girata ha messo la palla dentro e ha sbloccato il match al comunale di Aci Sant'Antonio. Aci Sant'Antonio Milazzo 0-1, la zampata al primo minuto in bello stile di La Spada per il vantaggio mamertino. Posizione per l'Aci Sant'Antonio, capitano Cristian Giama, pallone in aria, occhio qui alla palla che viene recuperata dal Milazzo di Ballo, il gol di Matteo Brumat, il pareggio dell'Aci Sant'Antonio, ancora lui Matteo Brumat dopo il gol con la Ionica, va in gol anche dalla prima in eccellenza contro il Milazzo al quarto minuto di gioco, la deviazione vincente di Matteo Brumat. Aci Sant'Antonio 1, Milazzo 1 al quarto, la rete di Matteo Brumat. Di Lopez si libera di un paio di avversari, Di Lopez in aria, la palla troppo debole calciata e blocca Piccioni, cerca di riaprire, occhio a questa avanzata del Milazzo in aria di rigore, la conclusione e arriva il nuovo vantaggio del Milazzo con Locantro, buca le mani di Mario Giappone che si lascia superare dalla sfera. Aci Sant'Antonio 1, Milazzo 2, all'11esimo il gol di Locantro per la formazione mamertina. Palla per le mura, supera l'avversario le mura, finisce a terra, potrebbe scattare il giallo, no? Graziato, il numero 2 Locantro. Calcio di punizione dal vertice destro offensivo per l'Aci Sant'Antonio, Cristian Giama, la palla tagliata, non entra, poi c'è il gol assegnato, il pareggio dell'Aci Sant'Antonio con Cristian Giama, tutti ad accerchiare l'assistente, gol assegnato, la palla ha oltrepassato linea bianca, 2-2 per l'Aci Sant'Antonio, il pareggio segnato da Cristian Giama, proteste veementi dei calciatori del Milazzo. Alla percorso, dentro il suggerimento per Franchina che arriva sulla sfera, occhio, il gol, il nuovo vantaggio del Milazzo con Franchina al minuto 28 di questo primo tempo. Aci Sant'Antonio 2, Milazzo 3, la firma di Franchina. E arriva in questo momento il duplice fischio arbitrale, si va negli spogliatoi al termine di questo spettacolare primo tempo. 3-2 per il Milazzo. Tarì, suggerimento per la Spada, lo scambio fra i due, il traversone, occhio al tentativo e c'è il gol, il vantaggio ancora rimpinguato, 4-2 per la formazione del Milazzo che trova l'angolino. Occhio a corso, la conclusione e la palla che termina ancora in fondo al sacco per il quinto gol del Milazzo con Corso. Al quinto minuto di gioco di questa ripresa, quinto gol per il Milazzo, gol di Corso centrale per il Milazzo, Paggatto e la palla che termina in fondo al sacco per il sesto gol della formazione mamertina. Al minuto 17 di questa ripresa, 6-2 per il Milazzo, la rete di Gatto direttamente sul calcio di punizione.
che beffa Giappone. Catania pronto alla conclusione in porta, presumibilmente. Palla che passa, Piccioni si allunga e devia. Cartellino rosso per Cristian Sciama, fallo a giudizio del direttore di gara volontario nei confronti dell'avversario. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over al comunale di Aci Sant'Antonio. Il Milazzo vince di prepotenza 6-2.